Balle colossali, grandi fesserie, errori della Guardia di Finanza e della magistratura. Giancarlo Galan si difende contrattaccando. Dopo 20 giorni finalmente posso parlare, dice dalla Camera dei Deputati a Roma. Finora non l'ho fatto con nessuno perché avrei voluto che i primi ad ascoltarmi fossero i giudici, ma non hanno voluto, dice. Lo volevo nel 2013, quando furono arrestati i miei attuali accusatori, lo volevo all'inizio di questa vicenda. Non hanno voluto farlo e io sono qui. Segue l'attacco alla Guardia di Finanza che, dice il parlamentare, nel calcolare il suo bilancio personale non avrebbe tenuto conto di 10 anni di lauti guadagni come dirigente di Publitalia 80, precedenti alla presidenza del Veneto, 1.326.000 euro netti, più la liquidazione, 700 milioni di lire. Eppure di questo patrimonio accumulato prima di diventare Presidente della Regione del Veneto, nessuno sembra tenerne conto, meno di tutti la Guardia di Finanza, ma è possibile? La Finanza non ha nemmeno tenuto conto delle consistenti diarie parlamentari non imponibili che ho percepito dal 97 al 2013, dice Galan. Contesta ancora che gli siano stati attribuiti ben 18 conti correnti bancari. Non sapevo proprio di averli, sbotta. Comunque ci hanno messo dentro anche la carta sì e il telepass. In realtà io ne ho assai pochi, che posso anche elencarvi, ma non credo che sia fra le cose più interessanti. Però le intercettazioni ambientali attribuirebbero a Galan fondi non ben precisati portati all'estero. Lo ha reso noto il PM Stefano Ancillotto, che con i colleghi Tonini e Buccini sta gestendo l'inchiesta. Galan spiega di aver aperto un conto personale a San Marino nell'estate 2004 dopo aver suggellato un rivoluzionario, per l'epoca, accordo commerciale tra la Regione Veneto e lo Stato del Titano. Su quel conto, 6 mesi dopo, vennero depositati e in seguito ritirati 50.000 euro, ma non l'ho fatto io, dice Galan. Quella firma è falsa, dichiarata falsa non da uno ma da 2 periti. Voglio sperare che si leggano bene le carte, conclude Galan, che sembra rivolgersi alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, che dovrà decidere se portare in aula la richiesta di arresto nei suoi confronti. Nei verbali non esiste una parola sul fatto che io abbia avuto soldi. Oh, ribadisco, non c'è uno che dica di avermi dato 1 lira, Con tutti questi soldi che partivano, borse, buste, io non so come viaggia, non c'è uno che dica di... Neppure Massacurati. Io non ho le colpe che mi vengono attribuite dai miei 3 accusatori. Però, lasciate che questo rimprovero ve lo faccia, se non per rispetto nei miei confronti, almeno nella mia famiglia, sì, me ne aspettavo un po' di più.